Assemblea generale dei delegati di Aprolav qui a Villorba, siamo in compagnia, lo saluto, del presidente Terenzio Borga. Allora Presidente, facciamo come doveroso un bilancio dell'annata, com'è andata? Il 2016 in maniera pessima, perché effettivamente è stato un anno di crisi paurosa per quello che riguarda il nostro comparto, il comparto in generale, non solo il latte ma anche i formaggi. Abbiamo delle prospettive positive, è partito da paura la materia grassa e il burro, il latte è diminuito a livello mondiale, anche se comunque l'Italia ha sempre la produzione in aumento, e vediamo che i nostri prodotti sono comunque ricercati, se non in Italia ma soprattutto all'estero, e questo dovrebbe far pensare un attimo il consumatore italiano: ma perché gli altri li cercano e qua non sono apprezzati o valorizzati per quello che deve essere? Probabilmente c'è qualcosa che non funziona, ci sono tutte queste produzioni alternative che stanno facendo un attimo da terrorismo per quello che riguarda le produzioni nostre animali. E come mai gli altri invece le cercano, le apprezzano, e se possono le comprano, te le chiedono anche? Appunto questa sarà la battaglia futura. Allora, battaglia futura sarà anche quella di interpretare quali sono gli stili, i gusti e le tendenze dei consumatori. Aprolav guarda avanti e oggi si è parlato anche di benessere animale. Beh, ma il benessere animale non è una novità, noi condividiamo con gli animali la nostra vita praticamente, per cui se li trattiamo bene ci danno risposte, se li trattiamo male ci trattano male pure loro. C'è sempre più attenzione in questo, e proprio per questo anche i relatori che sono oggi qua da noi valutano il discorso del risparmio, non del risparmio, delle tendenze sempre più radicate, del minor consumo del farmaco, in maniera che diamo sempre un prodotto più salubre al consumatore. Per quello che riguarda il benessere animale vediamo che cerchiamo sempre di essere più avanti degli altri, vediamo le esperienze positive, le copiamo e cerchiamo di migliorarle. Questo è il lavoro che stiamo facendo da sempre. Proprio per questo non abbiamo invitato i nostri colleghi allevatori nordici, ma abbiamo invitato il professor Zecconi dell'Università di Milano e abbiamo invitato il presidente di Naturasì per capire anche le tendenze, la voglia del consumatore, di cosa cerca, cosa vorrebbe, cosa dobbiamo dare ancora. Ma è una battaglia che facciamo da sempre, solamente che probabilmente proprio in Italia non ci è riconosciuta, molto probabilmente per una cattiva informazione che danno gli organi di stampa o da chi è tendenzialmente portato a promuovere qualcos'altro di diverso. Queste le parole di Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Adesso invece sentiamo la dichiarazione di Lorenzo Bruniera, presidente di Latteria di Soligo. Beh, io penso che la cooperazione sia ancora un punto di salvezza del mondo agricolo, vale per l'allevamento sia bovino che da latte, ma vale anche per la viticoltura, per il vino. Abbiamo delle realtà che sono sane, che sono belle, no? Noi abbiamo una storia, nel 1883, se siamo arrivati fino ad oggi vuol dire che i presupposti i fondamenti sono molto buoni. Noi continuiamo su questa strada. È una strada di lavorare sempre meglio, di investire anche in tecnologia, perché investire in tecnologia vuol dire investire su qualcosa che si migliora il prodotto, perché oggi la tecnologia ti può dare veramente una mano a migliorare il prodotto. Facile non è, ma abbiamo visto che lavorando bene il consumatore apprezza quello che stiamo facendo e ci premia. Ma io credo che adesso noi allevatori dobbiamo capire che il mondo sta cambiando. L'innovazione è una cosa che dobbiamo seguire, dobbiamo avere il coraggio di cambiare, perché è una delle cose che io dico ai nostri allevatori, veramente, coraggio di cambiare, noi lo dobbiamo avere, la fiducia in noi stessi di quello che facciamo, e vorrei dire anche la fiducia del consumatore per l'impegno che ci mettiamo, no, di migliorare tutti i giorni, di fare sempre prodotti migliori. Io credo che se seguiremo queste strade, no, tra noi e il consumatore, perché noi produciamo per il consumatore, noi lo dobbiamo all'allevatore, e questo credo che il messaggio di oggi sia questo: il produttore non produce per se stesso, produce per il consumatore, trasformiamo i prodotti, li portiamo nelle botteghe, nei supermercati, e il cambiamento ci sarà, un cambiamento sempre più sensibili siamo a quello che è la parte di impatto ambientale, perché questo lo stiamo dimostrando, perché noi amiamo anche la nostra terra e amiamo i nostri animali.